Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Verso, la terza edizione degli Stati Generali della Terza Età, che vi ricordo peraltro è già in calendario venerdì 9 ottobre a Vicenza e si svolgerà all'interno della Basilica Palladiana. Benvenuto a Severino Pellizzari, grazie di aver accettato il nostro invito, presidente di ANAP Veneto, oltre che di ANAP della provincia di Vicenza. Va detto che ANAP da sempre, nelle prime due edizioni, è stata a fianco di chi ha la responsabilità organizzativa degli Stati Generali, condividendo il progetto e portando un valido contributo. Ma parliamo di ANAP, Presidente Pellizzari. Quali sono i vostri numeri? Come siete organizzati sul territorio? Quali sono le vostre campagne che coinvolgono la popolazione che non chiamerei anziana, ma che ha raggiunto uno stato avanzato della carta d'identità? Beh, ANAP provinciale, la conosciamo tutti, è una delle più grosse realtà a livello nazionale. Siamo cresciuti moltissimo. A livello Veneto siamo una delle regioni con più soci aderenti. A livello Veneto siamo attorno ai 25.000 iscritti, 25.000, stiamo ancora crescendo. 25.000 persone che in attività hanno svolto un lavoro inerente al mondo dell'artigianato. Beh, in parte sì, ma da un po' di tempo, abbiamo deciso anche noi a Vicenza, ci siamo diretti anche a persone che non provengono dal mondo dell'artigianato. Noi a Vicenza, ad esempio, abbiamo un 30% di persone che non sono mai state artigiane, non a caso l'acronimo non ha più la P, è un acronimo che è anziani e pensionati, non più artigiani. Questa è la nostra fortuna perché ci stiamo ingrandendo e anche occupando magari posto lasciato libero ad altri. A livello nazionale la nostra struttura ha circa 225.000 soci, è ancora una delle maggiori anche a livello nazionale, e il Veneto è una delle regioni che cresce nonostante le difficoltà di tutto il mondo associativo. Presidente, è un'associazione di servizi, quali sono quelli che di più si rivolgono alle persone vostre socie e che hanno una funzione che io chiamo di prevenzione, di assistenza, di accompagnamento? Il compito di ANAP è una struttura di rappresentanza, una struttura, quelle che una volta si chiamavano, Luca ti ricordi bene, quelle che erano i famosi intermedi, Sì. intermediavamo attraverso la politica. Adesso l'ANAP è un po' diversificata, fornisce delle convenzioni a livello nazionale, stiamo lavorando sul territorio per far sì che l'ANAP sia in appoggio ai nostri associati e non associati, perché le persone della nostra età hanno veramente bisogno di avere un sistema anche associativo al loro fianco. Siamo al loro fianco con attività sul territorio, con la formazione, con convegni, con serate dedicate di formazione. Abbiamo investito molto sulla salute, adesso stiamo investendo molto anche sulla sicurezza, perché le persone anziane, anche se è un termine antipatico, però è una realtà, e a me veramente da anziano fa piacere, perché vuol dire che sono ancora qua. L'alternativa è peggio, come dice Severini. L'alternativa è peggio. Noi siamo sulla sicurezza anche a livello nazionale, abbiamo fatto degli incontri con il Ministro da 3 anni che si collabora con le forze dell'ordine territoriali, perché purtroppo anche i malintenzionati, io li chiamo delinquenti, si organizzano sempre di più e diventano sempre più aggiornati rispetto a noi. È una corsa impari a informare e formare i nostri associati. Il problema delle truffe a cui lei fa ovviamente riferimento è una piaga che espone troppo frequentemente le persone anziane. Credo che allertarle, manifestare loro quali possono essere i rischi e come possono comportarsi quando eventualmente dovessero trovarsi di fronte ad una situazione di incertezza, credo sia un servizio di prevenzione estremamente importante. Quella P finale, Presidente, sta per pensionati, ma il raggiungimento della pensione sempre di più nel nostro Paese non significa l'uscita definitiva dal mondo del lavoro. Infatti sono sempre di più le figure che rimangono
in attività, supplendo peraltro ad una carenza di giovani che sta diventando sempre più un problema per questo paese, e sfatando anche una sorta di stereotipo che vuole lavoratori giovani e anziani in competizione. Non è la competizione, è la collaborazione che oggi la persona che rimane sul posto di lavoro può fornire ai più giovani. Noi abbiamo la necessità, noi facciamo, tu lo sai, usiamo sempre il termine intergenerazionalità, perché le persone anziane hanno bisogno di stare vicino ai giovani e i giovani viceversa. Qui siamo in casa Confartigianato e abbiamo questo problema, che è un problema anche economico, che è la sostituzione dell'imprenditore, il famoso passaggio generazionale che tu conosci benissimo, è molto poco diffuso. È un problema economico e sociale. Le persone che raggiungono i limiti della pensione continuano a lavorare, per fortuna, perché vuol dire che sono in salute, si mantengono in salute, e questo è importante, però quello che vedo io è che c'è un bisogno di maggior collaborazione con i giovani. Devono anche loro cercare di capire che prima o poi arriveranno i nostri traguardi e provvedere per tempo prima di arrivarci. Poi l'esperienza è un fattore che è bagaglio esclusivo delle persone che hanno una maggiore età abbondante, e l'esperienza si trasmette, quindi l'importanza di poter collaborare tra giovani e meno giovani è a vantaggio della trasmissione dell'esperienza, della trasmissione di quello che poi i più giovani dovranno imparare a fare. E questo è un cambiamento necessario in questo paese, è un cambiamento culturale, cioè vedere la persona anziana non come un peso, ma come una risorsa che ha ancora molto da dare. Questo è fondamentalmente vero. L'anziano è una risorsa, hai detto bene, però c'è una mentalità ancora nel nostro paese che non si pensa a un passaggio anche di professionalità. E quello che è fondamentale, ma questo veramente dobbiamo preoccuparci adesso, che l'uscita dal mondo del lavoro deve essere graduale e l'entrata del mondo del lavoro per i giovani deve essere graduale. Ci deve essere un scambio di intergenerazionalità diluito nel tempo, non ci deve essere più un passaggio netto, lavoro fino ad oggi, poi smetto. Anche nel mondo dei lavoratori dipendenti bisogna graduare l'uscita dal mondo del lavoro e far entrare gradualmente le persone giovani nel mondo del lavoro. Questo abbinamento è fondamentale per avere un futuro, anche perché, tu sai, vivendo più a lungo abbiamo il dovere necessariamente di lavorare più a lungo, perché se la speranza di vita è aumentata dovremo arrivare a lavorare fino a 70 anni. Pertanto la gradualità nel mondo del lavoro deve essere compensata da una gradualità dell'uscita dal mondo del lavoro. Deve essere un passaggio generazionale all'interno di due persone che lavorano, insomma, sia imprenditori e sia anche lavoratori dipendenti. Presidente Belisario, è una questione di buon senso, credo che sarebbe necessario adottare quanto prima questa sorta di gradualità in ingresso e in uscita nei posti di lavoro, anche per permettere questo scambio, questo passaggio di informazioni, di esperienze, che sarebbe estremamente utile. Stiamo assistendo, e noi ne siamo fortunatamente protagonisti, una crescita rapida delle persone over 65. Già oggi questa situazione sta mettendo a dura prova non solo il sistema pensionistico, ma l'impianto sociosanitario della nostra regione, come del resto del paese. Servono quindi interventi concreti, fondi che per adesso non sono previsti nei bilanci del paese. Possiamo dire che è un paese in ritardo, conoscendo che nei prossimi 10-15 anni gli ultra ottantenni sono destinati a raddoppiare numericamente. Beh, raddoppiare è una cosa positiva, non lo vedo come un fatto negativo. Quello che è però un piccolo difetto che abbiamo noi come paese, abbiamo una mentalità scarsamente previdenziale. Noi non abbiamo mai imparato dai paesi dell'estero, i paesi stranieri in Europa, i paesi europei, di pensare quando ero giovani che diventavamo anziani.
fare quella famosa polizza assicurativa che in altri paesi d'Europa hanno, quella della non autosufficienza. Questo è stato un errore tragico. Quello che è fondamentale è ricordare ai giovani di provvedere a questo, è basilare, perché non ci saranno risorse finanziarie per i prossimi 10-15 anni finché quelli che chiamano i baby boomer non andranno dall'altra parte. Però io dico una cosa che è un po' provocatorio, Luca. Io vivo nel Veneto, conosco l'Italia. Il nostro Veneto è diventato una delle regioni più ricche d'Europa, credo che sia pari della Baviera. Bisogna avere coraggio, per avere i servizi bisogna pagarli. E forse, non essendo un politico, dico forse bisogna anche immaginare di rivedere anche quello che è un po' la competenza nostra nel pagare i contributi e tasse nel nostro paese. Perché io dicevo prima con la mia coordinatrice, non possiamo pensare di avere risorse finanziarie se vogliamo i servizi. Dobbiamo creare delle entrate maggiori per quello che riguarda le persone anziane. Bisogna, molto probabilmente, come qualcuno dice, non bisogna mettere le mani nei tasche degli italiani, però è necessario almeno rivedere quelle che sono anche le imposte, non dico aumentare le imposte, ma sicuramente aggiornare i valori delle imposte, perché se le persone anziane hanno bisogno di più servizi, necessariamente bisogna trovare risorse economiche. E più servizi è inevitabile, visto che il numero è destinato fortunatamente ad aumentare e in maniera estremamente forte. Sappiamo come la solitudine sia una malattia, forse la principale malattia di chi diventa anziano, e non c'è una cura specifica, servono servizi per curare la solitudine. Ma non solo quello, a proposito di sostegno, Presidente, c'è un altro capitolo ancora più vicino, più prossimo, che è l'attività dell'invecchiamento attivo, che è quella che svolge ANAP come altre organizzazioni che si occupano di persone anziane, in modo particolare del loro invecchiamento attivo. È una terapia contro la solitudine, contro l'isolamento, ma è un'attività che oggi mi sembra sin troppo facilmente delegata al terzo settore e ha una responsabilità di prevenzione che in questo paese è importantissima. Le chiedo, ma è possibile, è pensabile delegare uno strumento così importante come l'invecchiamento attivo al terzo settore senza un coordinamento, senza un sostegno finanziario? Beh, nel nostro paese non dovrebbero essere strutture senza un coordinamento. Io sono assolutamente contrario a organizzazioni che non abbiano un controllo pubblico. Il terzo settore io lo conosco poco, però so benissimo che non possiamo delegare al terzo settore quello che è il futuro delle persone anziane. Bisognerà avere dei finanziamenti, chi si fa carico di queste persone, sicuramente io mi aspetto dalla mia sanità, da un organismo che potrà anche utilizzare le strutture del terzo settore, ma senza finanziamenti e senza controllo non si può pensare di costruire come si può dire, un invecchiamento attivo. L'invecchiamento attivo è una cosa intanto che bisogna cominciare da giovani, intorno ai 60 anni, 55-60 anni. Ormai per me, per i miei colleghi, è un po' tardi, però e se facciamo sempre in tempo. Ma la Regione Veneto ha fatto una legge sull'invecchiamento attivo qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, però non ha avuto grandi risultati. Perché? Perché non è stata coordinata, non è stata promossa, non è stata veramente governata. Bisogna governare tutte le iniziative che vengono attuate per quello che riguarda le persone anziane. È troppo rischioso delegare al volontariato una cosa così importante, non possiamo assolutamente permetterlo. Presidente, c'è il mondo che interessa, che riguarda le persone anziane, è suddiviso in 2 grandi capitoli, l'autosufficienza e, ahimè, la non autosufficienza, che ha costi maggiori, che ha implicazioni molto diverse anche delle famiglie. Il tema della non autosufficienza sembra essere, come nel complesso il mondo della terza età, sembra essere all'attenzione
della nuova giunta regionale, il presidente Stefani, ma anche le stesse forze di occupazione in questi primi 6 mesi di attività stanno dimostrando, e direi stavolta non solo a parole, una grande attenzione al sociale in generale e in particolare ai temi inerenti la longevità. Non ci sono dubbi che esistono forti criticità che non sono state risolte, lo dicevamo prima, a partire dalla consapevolezza che il numero è destinato a raddoppiare, quello ad esempio degli ultra ottantenni, sarà un ciclo continuo per altri 10-15 anni, 15 anni con l'arrivo del baby boom. Ci sono oltre 10.000 famiglie in Veneto che aspettano per un loro familiare un posto in una RSA. In questo momento le strutture esistenti non sono pronte a rispondere adeguatamente. Si aspetta molto lei, Presidente, da questa regione per come si è presentata rispetto al mondo della terza età? Beh, io ho assistito al dibattito in confrontinato col Presidente quando era ancora in corsa per la presidenza regionale e l'ho visto una persona molto addentro al sistema, una persona con delle sensibilità, grandi sensibilità. E ho molta fiducia. Torniamo al discorso delle RSA. Però lui deve fare una cosa semplice che aspettiamo da 20 anni, lo sai, la riforma delle IPAB. L'abbiamo vista più volte arrivare in commissione, non l'abbiamo mai vista uscire. Sono diventato vecchio a sentire parlare di IPAB in Veneto. Non so quale misterioso avversario abbiano incontrato i politici per non farlo. Questo l'ho visto all'intervista a Telechiara, proprio il presidente Stefani ha detto che lui risolverà il problema dell'IPAB. Benissimo, magari speriamo, facciamo miracoli, Luca, perché è 20 anni che l'aspettiamo. Poi per quello che riguarda le residenze per anziani, io chiedo a te, Luca, che sei un giornalista importante nel nostro territorio, sei sicuro, una domanda provocatoria, sei sicuro che le amministrazioni comunali vogliono creare ancora posti nelle RSA? Perché poi bisogna pagarli questi ricoveri. Una casa di riposo costa 3.000-3.100 euro al mese. Nei nostri abitanti della provincia di Vicenza tantissimi non sono in grado di farsi fronte a questa realtà. Tu sai che sospettare è un po' una brutta cosa, no? Non è bello. Però sospetto che le amministrazioni comunali non vedono di buon occhio l'aumento del numero delle RSA, degli ospiti, perché dopo devono farsi carico per chi non paga la renta. Non ha disponibilità. Allora io dico questo, le RSA, aumentare il numero degli ospiti, il numero di posti è doveroso, sicuramente, perché io vedo delle tragedie familiari che non sanno dove portare il loro caro. Non è giusto. Un paese civile non può permettersi questo. Far soffrire famiglie di giovani perché non sanno dove mettere il papà o il nonno che gli vogliono bene è un problema, bisogna risolverlo. Stefani, il nuovo presidente, deve farsi carico di questo, trovare le risorse per dare un contributo a chi non ce la fa pagarle, però bisogna creare nuovi posti nelle RSA. Poi Luca, sai benissimo, bisogna anche investire nei servizi domiciliari. Assolutamente. Perché c'è il mio amico il professor Trabucchi che mi dice sempre che bisogna tenere le persone più possibile nella casa propria. Tu sai benissimo che noi veneti abbiamo anche la malattia del colpo, no? Vogliamo morire a casa nostra. Io sento dire ai miei soci, io voglio morire a casa mia. È un problema, perché i nostri paesi sono molto diffusi sul territorio, morire a casa propria si rischia di morire in solitudine. E il professor Trabucchi ha molto a cuore questo, perché ci sono troppe persone che muoiono in solitudine e ci accorgiamo dopo alcuni giorni che sono venuti a mancare. Questo non si deve verificare. I servizi domiciliari devono decollare e devono essere efficienti. Ci sono delle realtà valide. Io vivo in una paese di Valdagno che funzionano abbastanza bene, però bisogna lavorare in due fronti, RSA e servizi domiciliari. Certo, ci sono alcune novità che speriamo divengano realtà.
Ho letto in questi giorni rispetto agli ospedali di comunità che c'è un problema legato a personale, che è uno dei problemi che coinvolge tutte le strutture sanitarie, dagli ospedali alle RSA, passando a questa novità degli ospedali di comunità. Credo che in questo paese si debba anche guardare con maggiore attenzione ai progetti di co-housing. Noi peraltro a ottobre, il 9 ottobre, nella terza edizione degli Stati Generali, parleremo di co-housing, porteremo delle esperienze che in Italia sono particolarmente virtuose. E poi c'è un altro aspetto, le RSA pubbliche sono un grande investimento e mi auguro che questa regione sia nelle condizioni di poterlo sostenere, così come possa sostenere i letti in convenzione. Vedo un attivismo da parte del privato che qualche anno fa non c'era. È un segnale positivo, è un segnale di supplenza a ciò che può fare il pubblico? Penso di sì. L'attenzione dei privati verso il mondo della terza età anche nel tema RSA è una delle novità degli ultimi anni. Vedremo cosa questo comporterà, come si sosterrà. Credo sia una necessità il fatto che il privato possa affiancare il pubblico in questa stagione così complessa numericamente. Sì. Hai perfettamente ragione. Il privato, come nella sanità, privato e pubblico devono camminare di pari passo. Per quello che riguarda le RSA, bisogna ricordare una cosa, che stanno sorgendo delle RSA, però hanno un target di ospiti molto diverso da quello che anche la mia associazione rappresenta. Però è doveroso farlo, perché chi ha possibilità economiche può permettersi questo in maniera tale che poi al limite lascia spazio agli altri che non hanno possibilità economiche, nelle RSA normali. Ma anche il pubblico deve fare qualcosa in più, perché tu sai benissimo, noi è vero che siamo destinati a invecchiare, però abbiamo costruito questo paese, l'abbiamo fatto diventare ricco e il merito è anche nostro. Tu sai benissimo che noi anziani, studi fatti dal professor Brambilla, diamo 10 miliardi di euro ai nostri familiari, nipoti, figli, nipoti, ed adesso vivendo a lungo anche i pronipoti. Allora io vi ricordo sempre a chi ci amministra che noi facciamo già i babysitter, corriamo a destra e a sinistra per sostituire alcune carenze che ci sono nel sistema per i bambini. Non facciamo figli, ma è molto difficile far figli in Italia. Ecco, noi abbiamo questo surrogato. Abbiamo dedicato parte della nostra vita, compreso io, a seguire i nostri nipoti, oltre che i nostri figli. Bisogna fare un discorso. Lo dico sempre, lo dicevo anche l'assessore di Vicenza che ho incontrato in questi giorni come Cupla, non bisogna inventarsi tante cose, a volte basta copiare dai paesi europei. Io mi sono andato a vedere e poi la dottoressa Delizia è andata su a fare 4-5 giorni per vedere come funziona l'Olanda per quello che riguarda le RSA, per quello che riguarda le assistenze domiciliari. Loro sono organizzati molto bene strutturalmente, però hanno avuto un vantaggio loro, che hanno una mentalità assicurativa diversa. Loro sono assicurati quando nascono, l'assicurazione è obbligatoria. Sono obbligatori a versare una polizza assicurativa per la non autosufficienza. Questo è stato un errore nostro. Gli italiani hanno sempre avuto problemi per l'assicurarsi, è stato un errore. Finalmente adesso almeno come imprese hanno fatto le polizze catastrofali, ben vengano. Prima le RCA, è stata una grande soluzione, adesso le polizze catastrofali. Speriamo che vengano anche le polizze per le non autosufficienza. L'obbligatorietà per le polizze. Siamo alle ultime battute, Presidente. A proposito di polizze, nell'edizione dell'anno scorso degli Stati Generali della Terza Età, il segretario generale nazionale della vostra organizzazione, Minicacci, aveva lanciato o rilanciato questa ipotesi della creazione di un istituto mutualistico a cui potessero accedere gli over 65. Mi pare un'idea sensata, coraggiosa, quasi una sfida. Non so se a distanza di diversi mesi la cosa abbia
preso a girare in maniera positiva o si sia definitivamente arenata? Beh, circa 3 anni fa abbiamo costituito Mutuarti. Io sono un socio fondatore, essendo un dirigente nazionale di questa mutua. È una mutua che è necessariamente deve aver successo. Magari per noi un po' troppo adulti magari non potrà essere utile, ma per quelli giovani devono pensare che questa polizza, questa assicurazione dovrà diventare necessaria e obbligatoria. Perché tu sai Luca, una volta le RCA non erano obbligatorie, era un disastro. Le abbiamo pagate, stiamo pagandole tutti, ci lamentiamo per i premi, però e adesso ci sono delle catastrofali, finalmente ci sono. Dobbiamo fare obbligatoria la polizza per la non autosufficienza e anche per i grandi rischi della salute. Bisogna mettere anche un discorso dei grandi rischi della salute. Perché io mi ricordo, faccio una battuta poi possiamo chiudere. Io una volta sono andato da un medico che mi doveva fare un intervento alla spalla. Ho detto, ma senti dottore, io non vedo, quando vado in giro agli ospedali, non vedo mai uno con una faccia da signore, no? Da ricco. È possibile che solo dove vado io, con il sistema sanitario, hanno tutti la faccia come la mia, tutta la gente. E credo semplice pensare, perché noi, lui era un medico, un professionista, noi abbiamo tutti una polizza, quando ha bisogno di farsi un intervento, farsi una cura, farsi qualsiasi cosa, andiamo direttamente dal privato, dalle strutture private con questa polizza. Ho detto, vabbè dottore, ma scusate pazienza, ma guarda che non costa tanto, con 6-7 mila euro all'anno, si parla di 10 anni fa, si può fare questa polizza. Ecco, bisognerà cominciare a ragionare come faceva il mio professore che mi ha fatto l'intervento alla spalla, di provvedere anche in caso di problemi di sinistri, un grosso incidente stradale, bisogna fare una polizza, perché se tu rimani, io ad esempio ho fatto l'autotrasportatore una vita, la prima polizza che ho fatto, oltre che la RCA, è quella sugli infortuni sul lavoro, perché ho detto se muoio io in un incidente almeno la mia famiglia paga il mutuo della casa e correvo in bicicletta, la polizza subito per l'infortunio sulla bicicletta, perché dovevo provvedere ai miei familiari. Ecco, adesso è arrivato il momento che il cittadino deve provvedere a se stesso oltre che ai familiari. È doveroso. Un'ultima battuta è una cosa che mi sta particolarmente a cuore. Perché non si pensa di promuovere nei pronto soccorsi degli ospedali un codice riservato alle persone che hanno più di 70, 75 anni, il numero non lo so. È corretto che ci sia un pronto soccorso pediatrico. Secondo me è corretto che ci sia anche un pronto soccorso per i grandi anziani. Tu sai che c'è qualche professore, che è anche un mio amico, ci dice perché non ci sia anche una facoltà di geriatria, no? Bisognerebbe studiare per la geriatria, non si trovano geriatri. Le persone sono anziane e non hanno dei specialisti, c'è un problema anche di geriatri. Per il pronto soccorso, mi ricordo se ne è parlato qualche anno fa, no? Di fare una specie di codice verde, rosso, bianco, non lo so, per dare precedenza alle persone di una certa età. Sarebbe importante, sarebbe auspicabile, però Luca è quasi un miraggio, ma io voglio credere anche ai miraggi. Ecco, io volevo dire questo Luca, è solo una cosa. Vorrei dire al Presidente Stefani che almeno i medici di guardia, i medici di base? I medici di guardia, sì. Di guardia è una tragedia arrivarci vicino. I medici di medicina generale è già complicato, ma la guardia medica non esiste di fatto. Io chiedo a Stefani che metta una mano anche sulla coscienza, perché qualche volta uno si sente male, la domenica, sabato, domenica. Intasare il pronto soccorso per questo è un delitto, però si verifica. Allora bisogna far funzionare in queste famose case della salute la guardia medica, sarebbe già un grande risultato. Grazie Presidente di ANAP Veneto Severino Pellizzari, che sono certo che troveremo protagonista il 9 di ottobre alla terza edizione degli Stati Generali della Terza Età. Grazie a te.